Buongiorno da Padova, dove i carabinieri hanno notificato 54 avvisi di conclusione di indagini preliminari emessi dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia nell'ambito dell'operazione Camaleonte, che nel marzo scorso aveva portato all'arresto di 27 persone appartenenti ad un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista operante in Veneto e facente capo alla nota cosca Grande Aracri. L'arma dei carabinieri sta operando nelle province di Padova, Venezia, Vicenza, Belluno, Treviso, Reggio Emilia, Parma, Crotone, Reggio Calabria e Cosenza. Nel marzo scorso, dicevamo, l'indagine aveva portato a numerosi sequestri patrimoniali per circa 18 milioni di euro e a numerosi anche provvedimenti nei confronti di ben 39 persone, 27 arrestate e le altre indagate. Le successive indagini, coordinate sempre dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia ed eseguite dai Carabinieri e dalla Finanza di Milano, hanno consentito di raccogliere nuove importanti conferme che hanno consentito così a contestare altri reati ad altri 59 indagati. Tra i 54 avvisi figurano dunque altre persone il cui coinvolgimento è emerso nel corso delle indagini. Da Padova per il momento è tutto, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali.